Io tanto credo che qua ci sia un'immensa ricchezza naturalistica, una grande biodiversità che peraltro caratterizza la nostra bellissima terra, la nostra Liguria. Sicuramente è apprezzabile il lavoro che è stato fatto sino ad oggi, la passione con cui viene accudito questo giardino. Dobbiamo sicuramente come istituzione regionale porre un'attenzione particolare a quest'area affinché non si perda il lavoro che è stato fatto, ma sicuramente questa grande ricchezza. Per noi è fondamentale mantenere non solamente le piante endemiche, quindi autoctone, che qua si possono ancora trovare, ma anche quelle esotiche che sono state raccolte in ogni parte del mondo e comunque hanno trovato qua un loro equilibrio ambientale. Credo che si debba anche, per chi ha ideato, ha creato, ha costruito questo giardino e chi l'ha portato avanti con tanta passione negli anni. Io credo che sarà necessario pensare a una sinergia tra enti, quindi non solo più esclusivamente con Città Metropolitana, ma anche con i comuni limitrofi, con il parco, ad esempio il Parco del Begua, o qualcosa anche con il Parco delle Campane di Marcarolo. Penso che una grande squadra possa ottenere un risultato migliore. Non crediamo che sia più il tempo delle mosche bianche, quindi di aree bellissime però chiuse in se stesse, che non si aprono al pubblico e al mondo. Pensiamo che queste meravigliose eccellenze debbano essere condivise con tutti quanti, aperte al grande pubblico, e questo è quello che cercheremo di fare, anche ovviamente con delle risorse economiche. Noi siamo molto contenti come Città Metropolitana di questa visita all'assessore regionale. È stata una visita interessante, l'assessore ha dato anche degli spunti molto belli che cercheremo di sviluppare. Questo giardino è un giardino che è un'eccellenza, è un piccolo gioiello che Città Metropolitana, devo dire anche con fatica e con sforzi, sta cercando di mantenere e vorrebbe anche sviluppare e valorizzare. Per questo è importante, come ricordava l'assessore regionale, fare sinergia fra enti e quindi inserire questo piccolo gioiello in un percorso di valorizzazione della biodiversità che possa aiutare anche lo sviluppo di queste aree così importanti e così belle del nostro territorio.